siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa. Dopo il grande successo ottenuto con Siciliano tipo strano, migliaia di visualizzazioni su YouTube e numerosi premi ritirati, gli inarrestabili fratelli Alcamesi, Calandra e Calandra, hanno ricevuto sabato l'ennesimo premio per il divertente Lu Matrimonio Tirituppi e Tappi durante il Favignana Film Festival. Sì, una piacevole telefonata, in questo caso ci ha avvisati che ci avevano premiati per il Favignana Film Festival abbinato alla gara velica Trofeo Donna Franca. Siamo stati premiati dal sindaco di Favignana e quindi diciamo un premio per noi inaspettato, ma che ripeto ci riempie d'orgoglio per quello che stiamo portando avanti, cioè la sicilianità. All'interno di questo contest si parlava appunto del Regno delle Due Sicilie con altri cortometraggi appunto dalla Campania in giù, e noi essere premiati come siciliani in un contesto così importante a Favignana, ripeto, è stata un'emozione incredibile, e questo ci sta portando anche a realizzare altri videoclip e quindi proseguire su questa strada, perché pensiamo che sia il modo giusto per fare promozione anche del territorio. Recentemente avete concluso le riprese dell'ultima fatica, l'ultimo videoclip dove raccontate in modo ironico le disavventure di una tipica famiglia siciliana. Una nuova produzione, il nostro ultimo videoclip, una nuova canzone, e dove raccontiamo appunto in modo ironico la classica famiglia siciliana che si riunisce per andare alla domenica al mare. Questo videoclip sarà presentato in occasione del nostro concerto live che faremo a Castellammare, per cui stiamo parlando anche di un altro evento, il Thank You Sicily, che si svolgerà il 9 agosto all'Arena delle Rose. Non solo musica, ci sarà anche cabaret. Sì, alcuni personaggi famosi della nostra terra, per cui sarà tutta l'insegna della sicilianità, perché vogliamo portare avanti questo, il nostro progetto appunto la sicilianità. Ci saranno grossi nomi come Massimo Spata, Matranga Minafò e Ivan Fiore. L'obiettivo di Giuseppe e Maurizio Calandra non è solo quello di giocare sugli usi e costumi siciliani, ma anche quello di promuovere, mettendole in risalto, le bellezze dell'isola e in particolare del trapanese. Nei nostri video emerge moltissimo la sicilianità, dai nostri usi, costumi, dal nostro cibo, quindi cerchiamo sempre di mettere in evidenza appunto le bellezze del nostro territorio. Noi puntiamo su questo perché siamo convinti che attraverso i videoclip si può fare veramente promozione del territorio. Questo ce lo danno i numeri, le numerose visualizzazioni che abbiamo nei nostri video e il fatto che comunque siamo stati premiati più volte per questo, quindi ripeto, è quello che stiamo cercando di portare avanti, anche se con grossissimi sacrifici, perché può sembrare paradossale, ma noi stiamo cercando di fare conoscere la musica siciliana ai siciliani stessi, quindi stiamo lottando un po' contro i mulini a vento, perché negli anni forse c'è stata poca gente che ha fatto questo, bisogna crederci, e noi siamo stati, perché già da un bel po' che inseguiamo questo sogno, siamo stati forse fra i primi a cercare di rinnovare la musica siciliana, e questo ci sta portando anche a grosse difficoltà. C'è un nasce bianco, c'è un nasce scuro, c'è un compagnia, un nasce solo, c'è un generoso, ecco un nasce avaro, c'è